Diamo lettura delle formazioni. Carbonera parte con Mion, Vanzin, Dametto, Benetton, Scomparin, Donadel, Polo, Bettiol, Caromu, Figallo, Menegazzi. A disposizione di mister Marco Longo, Savietto, Zian, Urio, Paro, Bergamo, Bande, Vettori, Cuolo, Perisinotto. Risponde il Meolo con Andretta, Aliprandi, Lot, Fiacchi, Trevisiol, Gasparello, Bonotto, Palassio, Menegatti, Sclano, Colletto. A disposizione di mister Rudy Moro, Dallago, Bello, Lazzarato, Sant'Agata, Pasini, Gnaie, Perisinotto, Momentè, Vio. Con me alla conduzione tecnica Armando Cincotti. Buon pomeriggio a tutti. Armando, leggendo le formazioni ti sorprende qualcosa? Ma diciamo che bene o male giocano tutti e due con le formazioni tipo. Sicuramente oggi è una partita importantissima per entrambe, quindi avranno sicuramente messo giù la formazione che per i mister, salvo defezioni, possa portare a casa la posta, diciamo. Al calcio d'inizio il Meolo. Tutto pronto? Ultimi controlli da parte dell'arbitro, è iniziata. Manovra il Meolo in fase difensiva dal centro verso destra, apertura sbagliata, recupera subito la Carbonera, ripartenza veloce, è una rimessa laterale per i padroni di casa. Rimessa laterale sempre sul lato destro dell'attacco del Carbonera, palla che viaggia in avanti, fuori gioco, fischiato dall'arbitro, si ripartirà con una punizione dal fondo, se ne incaricherà sicuramente Andretta, il portiere del Meolo. Da queste prime battute, Armando, come sono schierate le formazioni? Allora, il Meolo con il classico 3-5-2, vedo Fiacchi al centro della difesa con Trevisiol e Lot, in mezzo al campo vedo Palassio con Colletto e Sclano, mi sembra di vedere. I due quinti sono Aliprandi e dall'altra parte mi sembra Gasparello, e davanti la coppia Bonotto-Menegatti. Il Carbonera mi sembra di vedere che siano con 4-3-1-2 se non sbaglio, in fase offensiva, mentre in fase difensiva si mettono anche loro con un 3-5-2. Gioca un po' a specchio, diciamo, questa partita. Il risultato, dicevamo, è molto importante per entrambe, le dividono solamente 2 punti in classifica. Lavora bene la palla in avanti il Melo, ma viene subito rintuzzato l'attacco dalla difesa del Carbonera. Vediamo in queste prime battute il Melo manovra molto di più rispetto all'avversario. Palla filtrante per il numero 2 del Meolo, per Aliprandi che si accentra, scarica centralmente del numero 8. Il numero 8 controlla i compagni, tiene palla, aspetta il momento dei suoi. La palla è sempre giocabile, si ripartirà comunque con una rimessa laterale del Carbonera. In queste prime battute c'è tanto agonismo, Armando. Sicuramente oggi gioca la prima contro la seconda e diciamo che se non c'è agonismo oggi è dura pensare di vederle in altre partite. Tutte e due le squadre vogliono o il Carbonera restare primo e mettere un'ipoteca o il Meolo superare, quindi c'è veramente molta voglia, si vede già dalle prime battute. Conta i passi Benetton, probabilmente andrà al calcio diretto, vediamo, palla sopra la traversa abbondantemente, primo squillo del Carbonera. È sempre Menegatti che va a lottare con la coppia centrale di difensori del Carbonera, filtrante per il numero 7 Bonotto che arriva leggermente in ritardo. Ed ecco di nuovo il Carbonera a manovrare sul lato difensivo. Come prima avevamo detto, il Melo tende a retrocedere e difendere a 11 con tutti gli effettivi. Qualche indecisione in questo momento da parte della difesa della Carbonera, ma nulla di fatto, palla lunga, nulla di che. Possiamo dire, Armando, che per i primi minuti visti è una partita ancora molto chiusa. Sì, sicuramente chiusa,
come ti dicevo prima, il Meolo attende, il Carbonera prova con i lanci lunghi, ogni tanto c'è qualche spunto del Meolo che riesce a imbucare un pochino la difesa del Carbonera, ma si stanno studiando, al momento è ancora c'è ancora un po' di confusione in questa partita, diciamo. Riprendiamo la diretta con l'avanzamento numero 11 del Meolo, con Colletto che avanza, scarica per il numero 2 Aliprandi che si accentra, Aliprandi ben chiuso dal difensore, dal portiere del Carbonera Mion, qui viene anche preso a contatto, si riprenderà con un fallo a favore del Carbonera. Meolo che si appoggia spesso e volentieri su Palacio, giocatore di riferimento della squadra, fallo su Menegatti. Armando, mi sembra che in fase di impostazione molte palle del Meolo passano per Palacio. Beh sì, Palacio non lo conosciamo di certo oggi, è un giocatore importantissimo per il Meolo, è un giocatore molto tecnico, vede calcio e sicuramente i palloni passano dai suoi piedi anche per il ruolo che ha, gioca davanti a difesa come play e giustamente il Meolo prova a giocare e tutti i palloni passano per lui. Bell'anticipo di Trevisiol che subisce anche fallo, ecco una punizione per il Meolo. Meolo aggressivo in fase difensiva, ha alzato leggermente il baricentro, va a pressare più alto il Carbonera e si vedono già i primi frutti. Distanze chiamate, l'arbitro controlla l'area, si andrà al calcio. Ecco Lot che si incarica, fa una finta, palla dentro l'area, nulla di fatto di Palacio. Ora manovra la difesa del Meolo, allarga centralmente a Palombella, sempre attenta comunque la retroguardia del Meolo che concede veramente poco agli avanti del Carbonera. E ancora il Meolo al limite dell'area sempre con Palacio che ne è ribattuta la sua conclusione, libera la difesa del Carbonera che ora avanza sul numero 9 Caromu che manovra, salta su avanti, arriva nell'area, pulito nettamente. Primo intervento del direttore di gara che ammonisce il numero 4 Fiacchi, era chiaramente una buona occasione per il Carbonera. Sì, è arrivata una palla dove Caramò ha preso palla, ha puntato due uomini, saltato il primo, il secondo l'ho messo giù, fallo dal limite e giallo. Vediamo ora Benetton, si andrà lui col suo mancino, la palla supera la barriera e a fil di palo Andretta immobile. Sì, bellissima conclusione, un po' troppo a lato, però se fosse stata 10 cm più nello specchio probabilmente Andretta l'avrebbe guardata lo stesso. Ora bella apertura di Sclano sempre per Menegatti che va all'1 contro 1, centrale lo evita, si riaccentra, doppia finta, ecco il Menegatti che conosciamo, una bella conclusione seppur defilata, non era semplice. Sì, se l'era preparata bene, ha fatto una bella conclusione, poi sicuramente lui ci tiene a fare bella figura essendo un ex della sfida e ha fatto una bella conclusione e un bel intervento, diciamo. Eccoci ora. Sì, ho notato che si mettono in 5 sulla linea difensiva nel momento in cui partono dal fondo e provano con questo lancio lungo. Ti interrompo Armando, che era un'azione pericolosa del Carbonera con il solito Carumu che sembra il giocatore più motivato dei padroni di casa in fase avanzata e quello che dà un po' più brio. Sì, si vede che ha delle qualità non indifferenti a livello sia atletico ma anche a livello tecnico, la tratta bene la palla insomma. Punizione battuta, messa in mezzo per il Carbonera, nulla di fatto, se ne impossessa ora il difensore del Carbonera che la rimette dentro, palla ribattuta dalla difesa del Meolo. Ora si leva sul lato destro con una rimessa laterale per i padroni di casa. Vediamo ora il giocatore con la terra, davanti il pallone. Viene chiesta la distanza per battere questa punizione, giocata lateralmente per Lot. Lot sul centrocampo, va dal numero 5 Trevisiol. Trevisiol retrocede per Andretta. Andretta andrà a allargare sul lato opposto, sul lato sinistro forte del Meolo. Palla in avanti,
palla persa ma recuperata immediatamente. Ora è Palacio che va a sventagliare per l'inserimento di Aliprandi al limite dell'area, ben fronteggiato dal centrale difensivo D'Ametto che ha la meglio. Palla giocata sempre per Aliprandi che lavora per Doretto. Bonotto cerca il colpo di tacco e recupera il primo calcio d'angolo della partita, mi sembra, per il Meolo. Sì, esatto, hanno fatto una bella giocata Liprandi e adesso Bonotto, è stato bravo a non perdere palla e a conquistare il calcio d'angolo. Riprendiamo con il calcio d'angolo battuto dallo stesso Bonotto. C'è movimento in area sul primo palo, palla che invece va sul secondo palo dove è Palacio che incorna, cerca la rovesciata Menegatti ma nulla di fatto. Conclusione, un batti e ribatti al limite dell'area, la sbroglia la difesa del Carbonera, ma è lotta a impossessarsi che allarga per il numero 6 Gasparello che marcato la mette in rimessa laterale. Fraseggio fra i due centrali. Adesso è Benetton che scende per il pallone, porta palla in avanti, la spiazza all'esterno sinistro, palla sul suo verticale per il numero 7, giocata centralmente, si va in profondità, niente da fare, bravo Palacio a infrapporsi in mezzo ai giocatori e portare palla. Adesso una forte ripartenza di Palacio che si fa 40 metri di campo, guarda i compagni, allarga sulla sinistra per Sclano va con l'1 contro 1, serve centralmente, palla indietro, calciata malamente dal giocatore del Meolo. Mion invita i suoi compagni a salire, ma andrà sicuramente al passaggio al centrale. Porta palla in avanti, guarda i compagni, questa volta va però al lancio lungo sull'esterno destro, anticipato dal bravo Lot che legge bene la traiettoria. Palla a Palacio che lancia in profondità Aliprandi va sull'1 contro 1. Aliprandi cerca di sfondare, niente da fare, bravo il difensore del Melo a fermarlo senza far fallo. Il Carbonera ora ne esce da sua area, palla a Benetton che sapientemente la allarga per il numero 3 D'Ametto verso Carromu che viene anticipato da Trevisiol. Rimessa laterale per il Carbonera con il numero 7 Polo andrà in profondità in cerca degli attaccanti, molto bravo Fiacchi a anticipare gli avversari. Stavolta è Trevisiol di testa per l'onnipresente Palacio. Niente da fare, è un batti ribatti tra le due formazioni. Ecco, ora c'è Bonotto che va sull'improfondità ma nulla da fatto la difesa, anche questa volta legge bene la manovra e si conclude con nulla di fatto. Ora è lotta a incaricarsi questa punizione a centrocampo, si va dietro per Fiacchi in profondità, però Armando, queste palle messe là, traiettorie semplici da leggere, le difese non hanno difficoltà per il momento. No, infatti tutte e due le difese stanno comportando benissimo, salvo qualche sbavatura che però ci sta. Interrompo, un'occasione interessante per il Meolo, era un'apertura molto interessante per Aliprandi che però viene anticipato dal portiere. Si riprende ora con il Carbonera che va verso gli avanti. Si stanno alzando un po' gli animi, 2 cartellini in 30 secondi, Armando. Iniziano a essere un pochino nervosi adesso. Punizione a favore del Carbonera, lo stesso Benetton mi sembra stato ammonito per un fallo di reazione, oppure mi sembra il numero 6, quindi parliamo di Donadel. Benetton che va al calcio di punizione col suo sinistro, palla pennellata nel secondo palo, ma come sempre l'esperto Andretta legge bene la traiettoria del pallone e se ne impossessa senza difficoltà.
Sono trascorsi 37 minuti Armando e diciamo che, come dicevamo nel pre-partita, questo primo tempo la posta in palio è talmente alta che si bada più a difendere che a offendere. Aia, e questo è un episodio attenzione, che cambia la partita. Ti interrompo Armando, secondo fallo di Fiacchi, anche un po' ingenuamente diciamo, entra duro sul capitano del Carbonera, su Bettiol da dietro, fallo netto Armando, secondo giallo, viene espulso Fiacchi. Esatto, questo potrebbe essere un episodio che cambia la partita. Adesso vedremo Armando come mister Rudy Modo ridisegnerà la sua squadra, intanto vediamo che è una punizione e dopo vedremo un po' l'esito un po' di come sarà la nuova disposizione del Meulo, che dovrà giocare un tempo e un po' di minuti con l'uomo in meno in casa della capolista. Carbonera che ora gioca sulla tre quarti offensiva del Meulo, manovra numero 7 del Carbonera, al limite l'area, un contrasto pulito, conclusione esterna del numero 10 Figallo che non porta a nulla. Si ritorna quella da Benetton che intanto ha superato il centrocampo, Benetton sventaglia sul secondo palo, incertezza da parte della difesa del Meulo, non si sono capiti Andretta e Lot. Palla di nuovo in mezzo, attenzione, palla pericolosa per il numero 7 che evita batti e ribatti al limite dell'area, e ancora il Carbonera pericoloso, conclusione non forte e precisa, e Andretta ben posizionato la para. Per il momento mi sembra che il Carbonera non abbia cambiato nulla. No, ha solo alzato un pochino i giri in questo momento di assestamento del Meulo, probabilmente ha capito che sono un attimo in difficoltà perché perdendo il centrale difensivo sono saltati un pochino gli schemi e sta spingendo un pochino di più. Palla lunga per l'isolato Bonotto che veramente sta facendo tanta fatica lì davanti. Altro fallo del Meulo di Aliprandi. Gli animi stanno scaldando qua in tribuna, alle nostre spalle. Rimessa dal fondo di Andretta, si aspetta a questo punto solo il fischio dell'arbitro per mandare le squadre a bersi il famoso tè caldo. Niente da fare. Dopo un minuto di recupero, il direttore di gara manda le due squadre negli spogliatoi. Dal comunale di San Biagio finisce il primo tempo, Carbonera contro Calcio Meulo 0-0. Mister Rudy Moro del Meulo nell'intervallo ha effettuato un cambio, è entrato Pasini al posto di Bonotto come aveva anticipato prima Armando. Sì, ha fatto un cambio naturale, ha tolto una punta per mettere il difensore che purtroppo è stato espulso nei minuti finali. Mi sembra che si sia messo con un 4-4-1, quindi Pasini e Trevisio al centrali, Elot e Gasparello i due esterni. Eccoci la cronaca per un inserimento sul lato sinistro del Carbonera, ben letto da Andretta che in presa bassa si impossessa del pallone. Ora Elot a impossessarsi, palloni avanti per Menegatti che ora dovrà lottare. Fallo a favore del Calcio Meulo. Punizione al limite per il Calcio Meulo, se ne incaricherà Sclano. Sclano guarda i suoi compagni ma presumibilmente andrà per il calcio diretto. No, invece una palla larga sull'esterno, troppo lunga per la corrente esterno destro del Meulo. Altra azione che finisce in un nulla. Armando, questo secondo tempo è iniziato come era finito il primo tempo, con squadre chiuse, attente e pochissime occasioni da gol. Sì, diciamo che adesso il Meulo si chiuderà ancora di più e cercherà di non rischiare più nulla. Il Carbonera invece, a differenza del primo tempo, quando parte dal basso non cerca più la palla lunga ma cerca di giocare in modo da tirar fuori i giocatori. Qua una grandissima giocata di Sclano, gran numero, bellissimo.
Sì, Sclano si è notato che ha il piede educato e sensibile, in mezzo a due difensori è passato col pallone, però purtroppo poi la palla centralmente, il filtrante è stato fermato dalla difesa del Carbonera. Vediamo Aliprandi cosa ha intenzione di fare con questa palla calciata al limite dell'area. Palla tesa sul secondo palo, occasionissima per Menegatti, che sfrutta il blocco di un compagno e da 5 metri dell'area piccola da solo spedisce la palla di testa alta. Una prima grande occasione, Armando. Esatto, come diciamo prima, il Meulo adesso punterà alle occasioni e agli episodi. Questa era perfetta per passare in vantaggio, stata una bella punizione. È stato bravo Menegatti comunque andare a prenderla, poco preciso, ma se il Meulo sta facendo la partita che deve fare con l'uomo in meno. Si è cambiato dato del fronte d'attacco, ora siamo in avanti per il Carbonera. Rimessa laterale per il Carbonera, si vede già in campo comunque l'esperienza di Pasini, un giocatore importante per questa prima categoria e in questo momento di difficoltà del Meulo che si trova in 10. Palla dentro l'area, spalla alla porta, codellata in mezzo, rintuzza il Meulo che ora esce con Sclano dalla sua difesa, Sclano porta palla, guarda il compagno Menegatti, rientra sul destro e il numero 7 del Carbonera, Polo, viene ammonito per un fallo sullo stesso Sclano. Bravo Sclano anche in questa occasione a portare palla, farsi far fallo, prendere anche una munizione. Un Meulo solido, attento, che lascia poco allo spettacolo in questo momento. Palacio tornato dopo quei 5-6 minuti in difesa, ora tiene palla pressata però molto alto, va un po' in difficoltà ma riesce a uscirne veramente bene. Riparte l'azione del Meulo con Menegatti che fa sportellate, serve Sclano che salta il suo uomo, Sclano al limite, rientra sul destro, altro fallo e altra ammonizione. Ha ammonito il numero 5 Scomparin del Carbonera. Questo secondo tempo il giocatore sicuramente che sta facendo la differenza con la sua esperienza e con la sua classe è sicuramente Sclano. Vediamo se andrà sul primo palo, a 2 sul secondo palo. Palla posizionata sul primo palo, vola Mion che con i riflessi all'ultimo secondo la porta via, toglie le ragnatele dal 7. Sì, ha evitato che togliesse le ragnatele al 7 a Sclano perché ha fatto una parata grandissima e una bellissima conclusione di Sclano. Bravi tutti e due. Corner per il Meulo, sempre lo stesso Sclano che batte in mezzo, palla per Palacio che riesce a colpirla però in difficoltà, in posizione un po' deficitaria, la calcia fuori. Vanzin va per Caromu che va all'1 contro 1, Capitan Bettiolla al limite dell'area, viene atterrato, per l'arbitro non c'è niente e la palla termina a Andretta. Ora però il Carbonera sembra più propenso a fendere con gli esterni, si invola in area, però Palacio al limite dell'area di forza, porta fuori il pallone, salta il suo uomo, allarga a sinistra, sale il Meulo che nonostante l'inferiorità numerica non si difende e basta. Il numero 11 Coletto in aria per Menegatti, attenzione, conclusione incredibile, conclusione a botta sicura di Menegatti che va a incrociare, la palla non viene toccata da Mion, batte sull'interno palo e torna indietro passando davanti tutta la linea. Vediamo adesso qualche movimento nella panchina del Carbonera, probabilmente a questo punto Marco Longo vuole cambiare qualcosa, non è sicuramente soddisfatto dei suoi. Attenzione intanto sempre Sclano va sull'esterno, Sclano punta l'avversario, 1-2 finta, palla centrale a Menegatti, si la allunga leggermente, ne esce Figallo presso palla, allarga il suo compagno di reparto in avanti, punta l'uomo, Pasini però sbaglia l'intervento, palla di nuovo al numero 10 del Carbonera, punta Lot, palla servita centralmente, leggermente in ritardo il numero 19 Cuolo che non arriva a chiudere questa azione, un'azione pericolosa da parte del Carbonera
che dopo tanto tempo si rifà vivo in area avversaria. Sì, sono riusciti a creare una bella azione offensiva e creare pericolo in area. Sono stati bravi i due attaccanti a muoversi e a cercarsi, e anche in questa occasione però il Meolo è stato bravo a sventarla. Palla Figallo che sembra aver salito un po' in carica sullo secondo tempo, ecco ancora Figallo che viene servito, serve in aria il numero 7, ben chiuso dal centrocampista del Meolo. Palla subito in avanti per il Carbonera, Lot sparacchia su, avanti per il Carbonera, la difesa comunque adesso del Meolo sembra un po' più in difficoltà ad arginare gli avanti del Carbonera, che sembra aver preso un po' di coraggio in questi ultimi 2-3 minuti. Altra palla centrale, la difesa del Meolo si salva ancora, ora si manovra, si va sull'esterno con il numero 6 il Meolo. Palla persa, ora è Benetton che becca subito centralmente, esce Andretta, e qua tra lo stupore un po' generale l'altro non fischia nulla. Armando, a te una cronaca. Sinceramente penso che qui ci fosse il fallo per il Carbonera, forse l'arbitro era un po' distante dall'azione. Arbitra i Pulcini! Eccoci, punizione per il Carbonera, infatti lo stesso Benetton che la scodalla in mezzo, punizione che però non porta ancora a niente. In cerca di Menegatti che comunque lotta, riesce a impossessarsi questa palla, molto bravo Menegatti veramente in questo frangente. Palla a Sclano come sempre dà velocità e imprita la sua manovra, e ancora una volta bravo Sclano che recupera un altro fallo a favore del Meolo. Punizione sulla tre quarti, è lo stesso Sclano che si incarica, vediamo punizione dritto per dritto, molto tesa, qui Mion un po' impreparato, rischia qualcosa, preferisce smanacciare la palla che finisce in calcio d'angolo. Altro pericolo per la difesa del Carbonera, tanto c'è movimento in quella del Meolo, vediamo se prima si batterà un calcio d'angolo, si va col calcio d'angolo e ovviamente sempre Sclano, palla sul primo palo, palla tesa per Lot, Mion richiama i suoi, la posizione della difesa, 2 uomini in barriera, Sclano va, Sclano morbido, non è fatto, al largo errore dell'attaccante Carbonera che rilancia il Meolo in avanti, palla per Mbaye, ma l'altro aveva fischiato, no, non è stato niente, rimessa dal fondo. Ora il Carbonera di nuovo in manovra difensiva, altro errore difensivo, palla a Sclano che si invola, Sclano va dritto per dritto e Vanzin non può far altro che atterrarlo. Errore madornale della difesa del Carbonera che concede queste ripartenze al miglior giocatore del Meolo. Sì, errore veramente incredibile, una pallazza data in mezzo senza alcun senso, palla sui piedi di Sclano che poi lui inventa e prende una punizione al limite, molto pericolosa. Ampia e folta di barriera messa in campo, Sclano batte però basso e va a infrangersi sulla barriera. Palla a Lot che serve esternamente Palacio al limite viene murato, poteva essere questa un'occasione pericolosa. Il Meolo ci sta credendo in più in questo finale di partita. Il Meolo sta rendendo molto più pericoloso e vogliono proprio vincere in questo momento, quindi stanno cercando di creare quel qualcosa in più. Riprendiamo la cronaca della partita, si gira Palacio in mezzo uomini, serve il suo primo palo, è in grossa difficoltà la retroguardia del Carbonera che comunque riesce ancora una volta a chiudere. Forcing finale degli ospiti che nonostante la inferiorità numerica da circa 50 minuti ci crede fortemente. Sclano, uomo a terra, ci sono state queste trattenute tra il numero 14 del Meolo Lazzarato, un po' di nervosismo in campo in questo momento. Sclano va sul primo palo, ancora un uomo a terra,
e l'arbitro praticamente senza neanche concedere recupero fischia la fine di questa partita. Ricordiamo al comunale di San Biagio il big match tra Carbonera e Calciomeolo termina 0-0. È appena terminata la partita Carbonera-Meolo sullo 0-0, una sintesi, Armando, di questi 90 minuti. È stata una bellissima partita, iniziata un pochino contratta probabilmente per studiarsi, un primo tempo equilibrato, si pensava potesse cambiare il secondo tempo a favore del Carbonera per l'inferiorità numerica del Meolo, e invece il Meolo ha fatto una gran partita e forse meritava anche qualcosa in più, nonostante l'uomo in meno. Le due posizioni davanti non cambiano, la distanza rimane di 2 punti, d'ora in poi saranno 7 finali per entrambe. Sono 7 finali per entrambe se vogliono vincere il campionato, quindi chi avrà probabilmente i nervi più saldi porterà a casa questo campionato. Da San Biagio è tutto, Armando Cincotti E Alessio Garbin.